oggi hanno preso fuoco gli alloggi di proprietà comunale, ci sono 12 appartamenti abitati da emergenze abitative o da alloggi in cui ci sono persone che chiaramente hanno dei problemi. Il comune ha assegnato questi spazi anche da tempo. Ha preso fuoco un appartamento, sinceramente non so di chi, e questo poi ha invaso il fumo di tutti gli altri. Sfortunatamente erano presenti quasi tutti gli abitanti, sono stati estratti dai vigili del fuoco, che ringrazio, che sono arrivati sia da Montebelluna che da Treviso con le scale dal primo piano. Adesso stiamo cercando i cani e i gatti che sono all'interno, mi auguro che anche questi possano essere salvati. È andata bene alla fine, nel senso che nessuno è rimasto all'interno, grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, che ringrazio ancora. Ahimè, 3/4 degli alloggi non sono più abitabili sicuramente per i primi giorni, quindi adesso ci stiamo attivando per trovare degli spazi nei pubblici esercizi, quindi alberghi e bed and breakfast, sperando poi anche nell'accoglienza di alcuni familiari di queste persone che abbiamo all'interno.